lasci il Palermo, sensazioni, emozioni da ex dirigente, importante ma anche da palermitano. Una sensazione, come ho detto prima, di grande orgoglio, aver fatto parte per l'ennesima volta di questa famiglia per me è stato un motivo di orgoglio, di crescita. Mi sento più completo, mi sento più pronto per le prossime esperienze e, come ho detto prima, non cambierà assolutamente nulla nella mia fede, nella mia vicinanza al Palermo. Rimarrò e sono un tifoso da piccolino e non vedo l'ora che il Palermo possa raggiungere quello che la città merita. Se dovessi tirare fuori dall'album due foto, il ricordo più bello, magari il momento più difficile. Guarda, uno dei ricordi più belli che ho è la vittoria col Como in casa. È stato un momento bello, ma devo dirti che ce ne sono stati tanti, anche l'anno precedente comunque alla fine ci sono stati dei momenti dove mi hanno dato grande soddisfazione, ma la soddisfazione più bella era quella di entrare allo stadio e vedere quel muro di persone dove comunque alla fine riempiva lo stadio di rosanero. E quello che mi ha sempre comunque dato grande orgoglio e felicità. Nel calcio ovviamente si cambia spesso, però la domanda che tanti palermitani si sono fatti è: ma perché il Palermo cambia soltanto Rinaudo al termine di una stagione, insomma, che non ha prodotto quello che si voleva, mentre gli altri sono rimasti al loro posto? E il calcio fa parte della vita, fa parte delle decisioni di chi comunque alla fine giustamente può pensare che comunque è giusto cambiare per raggiungere l'obiettivo. Quest'anno è capitato a me, gli altri anni capitano ad altri direttori, ad altri allenatori. Ripeto, dipende come vedi la vita, come vedi la tua esperienza. Per me è stata un'esperienza importantissima che mi ha reso più ricco lavorativamente parlando, più completo e pronto per ripartire con grande voglia, grande fame, che è quella che mi ha sempre portato a raggiungere i risultati. Il giocatore che avresti voluto portare per motivi, insomma, diversi non sei riuscito a portare a Palermo? Verde è un giocatore che mi ha sempre stuzzicato sotto il punto di vista proprio tecnico, un giocatore qualitativo, un giocatore di estro totale che mi ricordava molto Fabrizio e credevo che in quel momento là potesse comunque alla fine darci qualcosa di importante. Lei è un'annata di alti e bassi del Palermo che puntava quantomeno ad essere competitivo per la Serie A, c'è riuscita, è arrivato in semifinale, ma cosa non ha funzionato secondo te? Io credo che la cosa che sicuramente bisognava migliorare era la continuità dei risultati in alcuni momenti, però ripeto, assolutamente c'è sempre qualcosa da migliorare, tra cui la continuità, come ho detto, però il Palermo quest'anno è arrivato comunque vicinissimo alla Serie A con una semifinale playoff, andando fuori con la squadra più forte, si è dimostrata più forte come il Venezia. Quindi io la speranza dentro di me è quella di vedere il Palermo o andare naturalmente in Serie A in maniera diretta o fare una finale playoff per poterla vincere.